Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati. Anche oggi siamo pronti a portarvi alla scoperta degli eventi del territorio, ma con grande orgoglio. Insomma, oggi parliamo di nuovo di vini. Sapete che è uno degli argomenti preferiti del giovedì, alternati ovviamente alla gastronomia locale, perché in questo appuntamento ci sarà l'occasione proprio di scoprire e degustare i vini del territorio nelle diverse produzioni della nostra regione, in un appuntamento che si intitola Le grandi verticali delle città del vino, con tanti diversi abbinamenti, organizzato dalle città del vino con la collaborazione della Proloco Mitreo di Duino Aurisina, e saranno diversi appuntamenti che continueranno, sono partiti da gennaio fino ad aprile del 2026. Noi ne parliamo con l'ideatore delle verticali delle città del vino, che è in collegamento con noi, Matteo Bellotto. Buongiorno Matteo, ben trovato. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Allora Matteo, com'è nata l'idea di queste verticali delle città del vino e come si alterneranno queste degustazioni, come sono andate quelle che già sono state organizzate? Allora, siamo al terzo anno con le Città del Vino di questo evento che si chiama Le Grandi Verticali. Nascono appunto 2 anni fa come Le Grandi Verticali, per cui abbiamo attraversato i territori e le città del vino del Friuli Venezia Giulia, chiamando delle aziende che potessero portare i loro vini in due versioni, nella versione fresca e in una versione che avesse almeno 5 anni di evoluzione in bottiglia, proprio per vedere quello che è il valore del tempo che riesce a dare proprio grande emozione ai vini. Il secondo anno abbiamo esplorato lo spazio, per cui abbiamo optato per i gemellaggi, dove in tante città del vino abbiamo ospitato altrettante città del vino che arrivavano da altre regioni italiane, di modo che ci si incontrasse con le bellissime produzioni locali nostre, con altrettante produzioni locali che arrivavano poi da altre regioni. Quest'anno invece il tema è quello degli abbinamenti. Parlavamo di enogastronomia prima ed è effettivamente la cosa più divertente, quello di poter trovare dei vini splendidi, dei territori da abbinare appunto a degli altrettanti prodotti di molto nicchia che avvengono in maniera del tutto spontanea. Insieme a noi, durante le serate, c'è il gruppo spontaneo che si chiama Degustare in Compagnia, che ci aiuta a trovare delle microproduzioni di nicchia, che siano essi formaggi, che siano panificati, che siano salumi, pesce o quello che si riesce a trovare un po' al di fuori anche dai radar, da poter abbinare ai vini dei luoghi dove noi andiamo ad essere ospitati. In questo caso poi l'abbinamento avviene in maniera del tutto spontanea dalle persone. I vini vengono assaggiati coperti, per cui sappiamo le aziende che sono ospiti, ad esempio a Moraro avremo l'azienda Amandum, avremo l'azienda Murva e Quessa che ci porteranno i loro vini, che però si scopriranno soltanto alla fine. Ci sono 6 vini proprio in assaggio con tre di quelle che sono le proposte culinarie e il pubblico ha una piccola schedina e viene un po' invitato a decidere quello che è l'abbinamento più che migliore, ma che si accompagna meglio per esaltazione, per concordanza, per contrasto, con l'obiettivo di arrivare alla fine delle nostre esperienze proprio di degustazione con le città del vino e pubblicare un piccolo libretto dove scriviamo e raccontiamo quali sono state le scelte appunto del pubblico vero e proprio. Il tema è quello di abbinalo tu, per cui non c'è qualcuno che decide un abbinamento a priori o come debba essere fatto, ma è il pubblico che è invitato liberamente a raccontare quella che è la propria esperienza e contingente, anche perché sappiamo che la degustazione e l'abbinamento è legato al momento, per cui noi ci divertiamo, di solito c'è una tavola rotonda o delle tavole messe in cerchio, di modo che le persone possono essere coinvolte e non ha nulla a che fare con un esempio di degustazione tipo lezione o tipo masterclass, no? Ma è semplicemente riportare il vino alla condivisione totale, sia con il cibo, sia con il vino, ma soprattutto anche con la libertà di poter dire quello che si pensa legato proprio all'abbinamento dei prodotti bellissimi che abbiamo, che possiamo assaggiare e dei vini che li accompagnano. Quindi questo è un po' il tema delle serate che vengono fatte e sono sempre molto divertenti. Beh, bello, allora assolutamente un'occasione da non perdere, visto che anche le date sono diverse, abbiamo tempo fino ad aprile. Ci vuoi ricordare le prossime, Matteo? Sì, saremo il 12 di febbraio a Moraro,
e il 26 saremo a Palazzolo dello Stella. A Moraro poi avrò anche la possibilità di avere accanto a me, come rappresentante del gruppo Degustare in compagnia, Joschko Sirk, insomma, una persona importantissima, lo storico ristoratore della Subida, il cacciatore, una stella Michelin a Cormons, che insomma permetterà a me e a tutti gli altri che sono presenti veramente di fare un viaggio vero e proprio in quelli che sono i gusti e in quelli che sono i prodotti, come vengono nati, perché anche lì potremo conoscere i produttori e sentire in viva voce quello che anche loro dicono e scoprono magari sugli abbinamenti. A Palazzolo invece andremo a giocare proprio su quelli che sono i senturi della pianura e dei vini che arrivano dalla pianura, uniti ad altrettante capacità di gusto che proprio quella zona riesce a regalarci, perché viviamo in una regione molto varia e che merita di poter essere scoperta in ogni singolo anfratto, perché ogni sapore ha il suo luogo e racconta una storia proprio legata al proprio territorio. Scoprendola così diventiamo un po' tutti ambasciatori di ogni luogo che andiamo a visitare e a raccontare. Beh, questa è una gran cosa, diventare ambasciatori dei nostri territori è fondamentale poi per saperli raccontare anche a chi può venire un giorno a visitarli, oltre che l'importanza di conoscere le ricchezze che abbiamo qui vicino a noi e sostenerle, perché dobbiamo essere i primi a sostenere le produzioni del territorio per poterlo arricchire ancora. Beh, questa è un'occasione veramente unica. Matteo, ci vuoi ricordare dove troviamo tutte le informazioni poi per poter partecipare a queste serate? Tutte le informazioni si trovano sulle pagine social di Città del Vino e sul sito di Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, dove ci si può anche iscrivere alle serate e dove si possono chiedere proprio qualsiasi tipo di informazione legata a quello che si andrà sia a degustare che poi successivamente anche a scoprire. Chiaramente si sapranno per quanto riguarda i vini la presenza delle aziende, ma i vini li scopriremo alla fine, proprio per fare questo gioco dei vini coperti con i produttori che sono seduti tra il pubblico e che poi vengono, diciamo, raccontati e vengono svelati anche loro assieme ai vini. Per cui tutte le informazioni sono sulle pagine e sul sito di Città del Vino e Friuli Venezia Giulia. Benissimo, allora non vi resta che viverle. Io, Matteo, ti ringrazio davvero e c'è qualche consiglio che vuoi dare in chiusura per scegliere magari un percorso da fare in queste serate o come orientarsi nel scegliere quelle da, insomma, dove partecipare? Noi abbiamo fatto in modo che ogni serata sia a sé, nel senso che non ci sono ripetizioni nelle proposte culinarie e non ci sono ripetizioni neanche nelle proposte enologiche in questo caso, per cui è una scoperta vera e propria. Io credo che potrebbe essere quello di riuscire a creare un proprio vademecum anche per poi provare a riproporre e riportare a casa con gli amici o quando si va a fare un viaggio nella bella stagione, gli stessi abbinamenti che si scoprono in quelle serate. Per cui ognuno può crearsi una propria guida regionale di alcune delle nostre più belle eccellenze. Benissimo, Matteo, grazie per essere stato con noi. Allora magari ci ritroviamo presto per parlare ancora di queste serate speciali. Buon lavoro! Sarà un piacere, grazie. Grazie ai nostri ascoltatori, invece noi vi invitiamo poi a dare anche un'occhiata sul sito di turismofvg.it, oltre che radio.0.it dove troverete tutte le informazioni e potrete rivedere questa puntata. Noi con Radio Chef torniamo domani sempre alle 12:30. Grazie a tutti.